Eccoci rapidamente, il sindaco risponde, questa sera abbiamo il vice sindaco Andrea Michalizzi perché il sindaco era impegnato, i numeri per interagire 049 80 77753 per le telefonate, 345 33 411 71 per i messaggi, il sindaco risponde @gruppotv7.com per le email durante la settimana, siamo in diretta sulla pagina Facebook, nella piattaforma della pagina Facebook, sul nostro sito di iReport. Telefonata, chiedo a tutti rapidità perché mi ha detto Elisabetta e Denis che ci sono molte telefonate, molti messaggi, chiedo già scusa in anticipo, non potremo passarle tutte perché abbiamo 8 minuti di trasmissione. Però sentiamo la prima. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, buonasera, sono Roberto, parlo da Brusegrana. Chiedo rapidità, scusi Roberto, grazie. Ci mancherebbe, rapidissimo, una cosa sola, guarda, qui ci sono due strade, via Lagrange e via Ciamician, che sono le due arterie principali del quartiere, che le macchine sprecciano giorno e notte a tutta velocità. Non si possono mettere i dissuadori, qualcosa per rallentare, anche perché ci sono bambini, c'è l'asilo. Perfetto, altre domande Roberto? No, solo questo. Grazie. Ricordiamo tra l'altro, grazie, se lo risponderà subito il vice sindaco perché è arrivata la comunicazione dell'assistente del vice sindaco che via, non mi ricordo più la via. Via Bordiga è una strada privata. È una strada privata, quindi per il telespettatore che ha chiamato che la strada era non asfaltata e via discorrendo, non è comunale, non è del comune, di proprietà del comune, ma è una strada privata, quindi... Comunque lo chiamo domani. Quindi potrà sicuramente sollecitare, ma non è di competenza del comune. Prego questa risposta. Sì, lì bisogna vedere se riusciamo a sfruttare qualche attraversamento pedonale perché i dossi in gomma non si mettono più e si cerca di evitarlo anche perché i mezzi di soccorso, insomma, magari si può studiare qualche risagomatura della strada. Oppure si può mettere anche qualche telecamerina, che così prendete anche più soldi in comune, no? Adesso sto facendo gli interessi del comune a parte dei scherzi, però la gente corre ad alta velocità è sempre pericolosa. Altra telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, buonasera. Da dove chiama? Loredana da Padova Centro. Prego signora Loredana. Stimo Michalizzi come persona pragmatica e fattiva. Lei dovrebbe avere da un paio di settimane già una mia email in cui chiedevo che urgeva installazione di tubi di ferro del tipo rettangolo all'altezza del civico 12 di via Cavalletto perché c'è pericolo del parcheggio selvaggio non solo il sabato con il mercato di Prato della Valle. E le persone che escono dal condominio sono letteralmente arrotate da chi parcheggia a cavallo del marciapiede della pista ciclabile. Chiedo l'installazione di questi tubi di ferro rettangolo così come a suo tempo sono stati posti proprio dall'altra parte della strada, presente? Sì, ho capito quali. Ha finito signora Loredana? Sì, potrebbero parcheggiare nella mitrofa via Cadorna, quelli che vanno a bere il caffè nella frequentatissima, non posso fare nome per pubblicità, pasticceria che insiste angolo Cavalletto Marina. Quindi nonostante le multe dei vigili continuano a parcheggiare i treni di macchina. Perfetto. C'è pericolo per i passeggini, gli anziani, chiunque. È stata molto chiara, grazie. È vicino alla risposta? Sì, l'ho vista la mail, domani comunque vedo se col settore insomma, riusciamo a trovare una soluzione. Vado a studiare anche sul posto, preferisco vedere le cose, andare lì rapidamente. direttamente. Io le do pressione, va bene vice sindaco, rapidamente per accontentare certo. i nostri cittadini. Allora i 4 messaggi, rapidissimo Dennis, vai che ne leggiamo il più possibile. Buonasera Vice Sindaco, volevo chiedere se è soddisfatto delle modifiche alla viabilità fatte in via Montecengio e via Palestro. Grazie Enrico. Prego. Ma adesso dare la mia soddisfazione, lì abbiamo creato 2 chicane per rallentare la viabilità. È una delle modalità che si usano, l'automobilista che rispetta questa... È soddisfatto la domanda o no? Dovrebbe dirmelo chi abita lì, insomma, anzi sarei curioso di sapere se secondo loro ha avuto un buon esito. Siccome evitiamo di mettere i dossi, proprio per i problemi che creano, la modifica della traiettoria è uno strumento che serve a rallentare, va organizzata in sicurezza, forse lì dobbiamo, come dire, correggere meglio quell'aspetto, se non capisco male del messaggio. Telefonata prima Dennis di passare altri messaggi. Pronto, buonasera, che abbiamo in linea? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Con chi parliamo? Sono Gianni e chiamo dalla provincia di Padova. Da dove esattamente? È Tribano. Tribano, prego Gianni. Volevo solo fare una domanda al vice sindaco. Intanto buonasera vice sindaco. Buonasera. Io
io ho seguito ultimamente, leggendo i quotidiani di Padova, l'avvertenza che riguarda quelle due commesse che lavoravano nel bar della Cappella degli Scrovegni, non riassunte dalla cooperativa che ha preso in gestione il bar da poco tempo. Volevo sapere se l'amministrazione ha preso una posizione in merito e quale. Perfetto, è stato chiaro, risposta altrettanto chiara. Ci sta lavorando il sindaco con l'assessore Colasio e ne abbiamo parlato in giunta. La posizione dell'amministrazione è che non si possono licenziare le persone in quel caso perché non sapeva la lingua. Gli accordi sindacali prevedono l'uso del personale e così dovrà essere. Chiarissimo. Messaggi, andiamo avanti con i messaggi. Dennis, vai. Buonasera, volevo confermare il buon lavoro delle barriere architettoniche già demolite. Volevo sapere come si procederà nel prossimo futuro in tal senso. Grazie, Claudia. Si procederà continuando a fare quello che stiamo facendo e cercando di farlo anche meglio. Noi abbiamo approvato un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, abbiamo studiato le barriere e abbiamo individuato delle strategie per superarlo. Una città senza barriere architettoniche è una città civile. Altro messaggio, adesso proprio la taglio Michalizzi, non colpa sua, perché vedo l'orario quindi abbiamo poco tempo e vorrei rispondere a quasi tutti, impossibile ma cercherò di farlo. Prego Dennis. Nei pressi del cavalcavia Maroncelli si sta costruendo una rotonda. Le vie limitrofe, come via Primo Visentin, necessitano di nuova illuminazione. Attualmente ci sono lampade pericolanti. Sì, stiamo realizzando la nuova rotatoria, faremo anche i marciapiedi e l'illuminazione su via Maroncelli, mentre sulla strada che indica la signora con questo cantiere non faremo l'illuminazione, bisognerà finanziarla successivamente con altri interventi. Telefonata, pronto? Buonasera, che abbiamo in linea. Pronto? 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 Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Paolo da Torre, Padova. Da dove chiama? Da Torre. Da Torre, prego, non l'avevo sentita, chiedo scusa. Prego Paolo. Ecco, niente, io ho una direttore, una vice sindaco. Niente, volevo segnalare la strada di via Signor Paolo, se sta più vicino alla cornetta la sentiamo meglio perché va via e viene la voce. Grazie. Prego. Allora, volevo dire che via Dominzoni a Torre, quella del cimitero, sì, è tutta tartassata dalle radici delle piante. Ha capito già sì. Niente, c'era stato fatto 5 anni fa un risanamento del schienale, adesso però bisognerebbe farlo di nuovo perché le macchine se no ci rovinano tutti gli ammortizzatori. Io la ringrazio se prego, le risponderà e subito. Poi un'altra cosa, qui a Torre non c'è niente, non c'è un bar, non c'è un supermercato, quindi dobbiamo andare a Mortise. Qui è diventato un dormitorio. Io la ringrazio per quello che le ho detto e speriamo che facciano qualcosa. È stato chiaro, grazie signor Paolo. Prego Michalizzi. Sì, l'ho fatto fare io quell'intervento di 5 anni fa, va probabilmente risistemato. Lì ci sono dei pini e i pini hanno un apparato radicale che è superficiale, quindi distrugge tutto ciò che trova, asfalto, cordonate, marciapiede. E quindi le strade e i marciapiedi sono incompatibili con la presenza dei pini che andrebbero piantati invece in aree dove non ci sono strade. Bisogna andare a rattoppare e se no la soluzione, come dire, drastica è togliere quegli alberi, metterne degli altri e quindi degli alberi che abbiano un apparato radicale che va in profondità. Ma si potrà fare perché altrimenti chi passa con la macchina lì, diceva il nostro amico Paolo, distrugge la macchina oggettivamente, obiettivamente, è vero anche quello insomma. Sì, infatti bisognerà intervenire o con rattoppi che sistemano come quelli che ha raccontato oppure con una scelta più drastica che però è sempre, come dire, emotivamente difficile, quella del cambio di temperatura. Devo chiudere però Dennis, mancavano 2 messaggi alla conclusione, se sei rapido li leggiamo entrambi e poi chiudiamo. Telefonate e messaggi li manderemo in onda martedì prossimo. Vai Dennis. Sì, per la verità ne mancava uno che è quello che vi leggo adesso. Vabbè, è come fossero 2. Buonasera, sono Pietro Scagno, desidero ringraziare l'amministrazione per l'installazione del semaforo a chiamate in via Po necessario per la sicurezza. Poi chiede quando partiranno i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale in via Capanosso e quando iniziano i lavori per arredare la piazzetta Scimone di via Astichello nel rione Sacro Cuore.
Rapido. Sono le date importanti. Allora, per la pista ciclabile di Capanosso abbiamo già la ditta, io penso che in un mesetto e mezzo riusciamo a partire, un mesetto mi do. Mentre per la piazza Scimone stiamo lavorando col fabbro per realizzare gli elementi, io spero che in primavera insomma la vedremo. Perfetto, grazie Vice Sindaco Andrea Michalizzi, è saluto questa sera, visto impegnativa la trasmissione, però se l'è cavata bene. È anche incalzante ma appassionante. Appassionante, è stato davvero bravo nel rispondere a tutti i telespettatori. Ovviamente poi il Vice Sindaco come il Sindaco prenderà nota delle telefonate, domani con i propri assistenti cercherà di contattare le persone che ne hanno fatto richiesta. Allora, prima di chiudere ricordiamo che c'è il switch off, dunque cambierà in canale di TV7 Triveneto come tanti altri, il canale dal giorno 9 di marzo per quanto riguarda Verona sarà il 19, cioè ci sarà lo switch off il 19, sto facendo un po' di confusione, sarà il switch off il 9, il 10 sarà per tutte le altre province di Belluno, Rovigo, Padova, Venezia, Vicenza e Treviso e ovviamente il canale non sarà più il 12 ma sarà il 19, per sempre quelle date la provincia di Trento avrà il canale 16, la provincia di Bolzano il 15, il 14 invece c'era il Friuli che ha già switchato, quindi vi ricordo che se non vedete più TV7 Triveneto sul canale 12 risintonizzate il televisore perché ci vedrete sul canale 19. Grazie davvero di averci seguito, grazie al Vice Sindaco Andrea Michalizzi, adesso andrà in onda l'informazione TV7 Triveneto e Reporter, non perdetela e buona serata, grazie.